navigare nel mare Mediterraneo vuole dire navigare nella storia. I Tirreni, i Sardes, i Peleseti, i Tursa, i Siculi sono solo alcuni degli antichi popoli del mare che hanno colonizzato le coste del Mediterraneo attorno al primo millennio a.C. Ma chi c'era prima di loro? C'è stato un tempo in cui un popolo di navigatori e costruttori di mura ciclopiche ha lasciato testimonianze incredibili. Li chiamavano Pelasgi. Ma chi erano e da dove venivano? Lungo le coste del Mediterraneo si possono ancora incontrare le loro tracce, per esempio a Norba, in Lazio. Siamo davanti a Porta Maggiore a Norba. In Calabria, sulla Sila. Qui c'è puzza di Pelasgi. In Salento. Sono mura che hanno una struttura megalitica. E poi lungo il canale di Corinto fino ad Atene. Sono sotto l'Acropoli d'Atene. E a Micene. Finalmente sono qui, a Micene. Fino a Troia. Alla ricerca delle rotte dei popoli del mare e dell'origine dei Pelasgi. Il nostro viaggio nel Mediterraneo ci farà scoprire vestigio di un antico passato che è quasi sconosciuto. Non ci resta che navigare. Adriatica, qui in Grecia, sta navigando verso il canale di Corinto, ma Siusi ha voluto fermarsi qui, a Galaxy. Perché ci hai portato a Galaxy? Perché da qui ci vengono a prendere e ci portano a Delfi. Delfi è il santuario più importante dell'antichità, dove si andava a farsi predire il futuro. Il fatto di interpretare il futuro è quello che l'uomo cerca da sempre, perché forse c'è qualcosa che è già scritto e allora l'uomo dice, bene, se è già scritto voglio capire che via prendere. Che via prendere. I problemi umani sono quelli, sono circoscritti alla fine. Se li conosci in qualche modo sono come le carte dei tarocchi, no? Che le puoi girare. Esatto, e poi la nostra mente che può cambiare il nostro futuro. Vedi, siamo già delle pizze. Già delle pizze. Siamo già sulla strada. Sta scritto sulla guida che la strada per Delfi è in salita. Nel mio futuro vedo fatica e sudore. Dai, allora facciamo un piano. Proseguiamo in barca o scendiamo e andiamo via terra? Facciamo prima noi ad andare in barca. Vedi? Era Senza quello venti. che pensavano i greci. Le distanze sul mare non sono niente. Le distanze a terra sono una vera tragedia. Questo è giusto prima dell'avvento dell'autostrada. Dopo Quindi no. noi stiamo parlando di prima dell'avvento dell'autostrada, cioè epoca pelasgica, epoca popoli del mare, la gente andava per mare, bisogna farsene una ragione. Comunque anche Marco, soprannominato da me l'Etrusco perché è di Civitavecchia, non vede l'ora di consultare l'oracolo. Io so che io sto in continua trasformazione, cerco di capire dove vado, magari con l'oracolo che mi dice guarda, tu la tua direzione è questa, seguila perché prima o poi arrivi. Giusto? Andiamo a vedere l'oracolo dove c'è proprio la scritta conosci te stesso e credo che sto viaggio alla fine quando torno a casa una parte di me l'ho conosciuta. Ma a terra, per fortuna, abbiamo un amico che ci fa da guida, Alexandros. Alexandros, Alexandros, in greco sì. il macedone. Sì. Sì. A conferma di quello che abbiamo detto in barca, Alessandros ci dice che qui Pensate che fino agli anni 50 non c'era collegamento stradale con il resto della Grecia. Il collegamento avveniva solo via mare. e adesso via terra percorriamo la strada che ci porterà alle pendici del Monte Parnaso. Eccolo! Allora, stiamo andando sul Monte Parnaso, io non lo sapevo. Stiamo già sul Monte Parnaso, cioè Delfi è sul Monte Parnaso. A circa 600 metri di altitudine. Era la montagna da dove è ricominciata la vita dopo il grande diluvio, quando la barca di Pire ed Eucalione si è appoggiata sul Monte Parnaso e scesa l'acqua dopo il grande diluvio. Loro due sono scesi
e hanno cominciato a camminare sulla terra mentre scendeva l'acqua e lanciavano pietre dietro le loro spalle. Le pietre che lanciava Deucalione diventavano uomini e le altre donne, e così si è riprodotto il genere umano. Quindi il Parnaso era importantissimo, ma è anche Sì. molto molto alto. Quanto è alto? 2450 metri, E non noi è a tanto Delfi alto, dove a andremo? 600 metri circa. Ed eccoci finalmente all'entrata del sito di Delfi. Siamo a Delfi, davanti al museo, fatto in modo molto lineare, con dietro la collina appunto nella quale si rappresentava tutta questa estetica, questo luogo veramente meraviglioso, col tempio, con le statue, con le sfingi, con gli ori, con i tesori. E qui vi era il santuario d'Apollo, dio della luce e dell'estasi mentale. Ma prima di lui chi vaticinava in questi luoghi? Di certo divinità femminili, come testimoniano le statuette a forma di psi, di tridente, che si trovano nel museo. Le statuette a forma di psi, con le braccia innalzate. Sono queste a forma di tridente, che dire, di questo famoso psi. Il simbolo del dio Poseidone, dio dei pelasgi e del mare, che è collegato in questo caso al culto della dea che divinava qui molto prima che venisse eretto il santuario d'Apollo. Infatti, il tempio più antico risale a prima del 600 a.C. e fu distrutto da un incendio. Nella stessa posizione hanno fatto un altro tempio. Ricostruito, fu distrutto di nuovo da un terremoto. Un santuario un po' sfigato per essere un posto in cui si prediceva il futuro. C'è lo stesso tipo di bracciale che hanno i bronzi di Riace. In più, molti oggetti preziosi furono sottratti al santuario e portati a fare bella mostra di sé altrove. E questo deve essere successo anche ai cavalli della famosa Auriga, la statua in bronzo dorato che guidava il cocchio composto da 4 cavalli. Ma i cavalli non sono mai stati trovati. E mi viene in mente che da qui è stato portato via anche il calderone a Istanbul, per cui potrebbe essere che anche i cavalli di Istanbul sono stati portati via da qua. E quindi sentiamo, cosa ti suggerisce questa Auriga solo senza cavalli? L'Auriga che è nelle posizioni di guidare i cavalli ma non ha i cavalli. Dove sono i cavalli? Allora, non potrebbe essere che i cavalli sono quelli che erano una volta nell'ippodromo di Istanbul, cioè una volta a Costantinopoli, e poi sono stati presi dai veneziani e portati, guarda caso, a San Marco? Non saranno quelli, perché i cavalli non si sono trovati. L'Auriga sì, ma i cavalli no. Vabbè, fai anche le scoperte archeologiche adesso. Dai, vieni, sotto questo sole cocente dobbiamo arrivare fino al santuario, che è in salita. Ed eccoci al santuario di Delfi, il tempio d'Apollo dove nell'antichità si venivano a chiedere responsi per il futuro. Chiedo alla mia guida greca Alexandros a chi apparteneva il santuario. Direttamente non apparteneva a nessuno, indirettamente poteva collaborare Agli eventi della storia. In realtà, in epoca poi greca, cosa succedeva? La Pizia era una che insomma diceva cose incomprensibili e naturalmente i sacerdoti prendevano nota e poi dicevano la loro. E la loro era sempre in relazione a un consiglio di Stato, a un consiglio politico, a un consiglio di quando e come fare la guerra, ed era sempre in relazione a qualche cosa che in realtà chi veniva a chiedere, se era un personaggio importante, voleva sapere, come per Temistocle, che voleva le navi e così le ha avute. Qui infatti la vicenda più nota passata alla storia riguarda Temistocle, che per vincere sui persiani deve costruire una flotta di navi. Ma gli ateniesi non vogliono sborsare i soldi necessari. Allora Temistocle viene a chiedere all'oracolo. Vinceremo solo se avremo delle mura di legno. Cosa sono le mura di legno? Le navi. Allora voglio le navi. Allora i sacerdoti dicevano: sì, tu dovrai avere le navi. Ecco, le navi. Dai. I sacerdoti di Apollo facevano politica, ma
Qui il primo oracolo era una donna e il primo culto era femminile. E quindi dopo, molto dopo, arrivò Apollo. Molto prima che là ci fosse il tempio di Apollo, qui c'era questa roccia. Da dietro questa roccia appariva una donna che si chiamava Sibilla e che poteva viaggiare per tutte le popolazioni conoscendo perfettamente il linguaggio. E quando veniva qui parlava in greco e in epoca micenea, diciamo, si metteva qui e alle persone che passavano prevedeva il futuro. E sembra che sia stata lei che ha previsto la guerra di Troia 2 secoli prima che avvenisse. 2 secoli prima, nel 1400 a.C., in piena epoca dei popoli del mare. Sai quando è nato Dio Apollo? 7 febbraio. Ma dai, non ci posso credere come me, ma allora non era così male. Era peggio. Era peggio. Poi Apollo arriva in epoca più tarda e che cosa fa? Uccide il pitone. Però il pitone, cioè il grande serpente, cioè il drago, cioè la madre serpente. La madre terra, la dea rappresentata anche dal serpente. Il pitone, la pitonessa, si chiamava pitonessa quella che dava i responsi. Ho scoperto 2 cose dalla guida fondamentali. Sì. La prima, che all'inizio qui il responso veniva dato solo un giorno all'anno. Ah? Quale giorno? Il 7 febbraio. Il 7 febbraio. Quando è dire. nato Apollo, quando è nata la Siusi e quando è nato Vasco Rossi. È La cosa vero. però interessante era che all'inizio le sacerdotesse erano delle giovani vergini come Eccole, Zoe. come Zoe, qua guarda così. Ah, sì. Però dopo c'erano dei problemi perché loro tradivano Apollo, si innamoravano, eccetera, eccetera. Allora hanno detto, prendiamo ben delle anziane, pluricinquantenni, come qualcuno vedi? che conosco, Sì? vivevano qui come delle suore e quando era il caso andavano in trance e davano un'escandescenza, dicevano delle parole sconnesse, perché poi c'erano i sacerdoti che facevano finta di prendere nota. E poi dicevano quel cavolo E che poi gli pareva dicevano loro. quel cavolo che gli pareva loro. Prima qui c'è un vero rito legato alla terra, proprio vero, no? Con un sentimento sacro, no? Poi diventa un uso per la guerra, un uso per la politica, un uso. Avete rovinato voi tutto, voi maschilisti, con la politica anche, Dai, facciamo la pace e saliamo al santuario, che è ancora più su, in una posizione molto panoramica, ma dura da raggiungere. Sì, meglio che ci fermiamo per prendere fiato sotto le mura che si fanno man mano sempre più possenti. E faccio una considerazione. Sai che con queste mura così grosse e anche antisismiche in certi punti e con questo paesaggio che guarda laggiù in fondo e che è contornato da montagne, veramente mi sembra di essere a Machu Picchu. Facendo le debite proporzioni è lo stesso luogo. E in più il fatto che qui ci fossero delle sacerdotesse che appunto erano quelle che erano addette alla divinazione, no? Come a Machu Picchu. Ma eccoci finalmente nel punto più centrale del complesso dei templi. Questo è il tempio del tesoro degli Ateniesi. Là, in una specie di terrazzo, era stato esposto il tesoro rubato dopo la battaglia di Maratona. E laggiù c'è la base del tempio. Lo sapevo, non poteva che essere così. È composto da possenti mura poligonali. Questo è il vero capolavoro di questo luogo, perché qui ci sono queste mura poligonali che poi sono state anche tutte scolpite con delle scritte. Questo muro è il muro di sostegno del tempio. Alessandros, come guida ufficiale, si affretta a dire che queste mura sono state datate per le scritte che ci sono scolpite sopra. E come fai a datarlo? VI secolo, chi lo dice? Non l'ho datato io. E chi lo dice? Siccome il muro è ricoperto di scritte, possono datare dal tipo di lettere o dalla grammatica delle Vabbè, ma le lettere possono essere state fatte successivamente. No, perché E non puoi dire le dati perché c'è la scritta. La scritta è stata fatta dopo, come ogni luogo santo, la scritta è perché è una testimonianza che questo è un luogo importante. Quindi io vado a fare la scritta nel luogo importante. Sì, ma non t'agitare così e poi non te la prendere con la povera guida che ci deve far proseguire la visita.
No, guarda, non è possibile, non puoi datare un muro perché ci sono delle scritte. È quando arrivano gli turisti, cioè quelli che vanno ad Elfi per farsi predire il futuro, che cominciano a scrivere i ringraziamenti, lo schiavo a scrivere il ringraziamento. Ma prima c'erano queste mura c'erano prima. Sono mura pelagiche, sono mura dell'epoca micenea, l'epoca che va dal 1600 al 1200 avanti Cristo. Uguali a quelle di Machu Picchu, uguali. Questa colonna è eretta appunto vicino al Tempio d'Apollo, è piena di scritte. Venivano scritte i ringraziamenti per lo schiavo liberato o per un oracolo ricevuto. Però ci si chiede, cosa c'era prima? Cosa ci sarà stato prima qua? Quello di cui siamo sicuri è che qui c'è l'incontro di due correnti magnetiche proprio qui, in questo luogo, e qui sicuramente c'era l'uscita di gas, etilene e metano, che potevano dare alla Pizia questo stato di stordimento che la portava a vaticinare. E forse l'ingresso dell'antro è questo. Che sia questo l'antro della Sibilla. Anch'io respiro l'etilene. E anch'io vedo cose. Futuro, sì. E come Pizia ho trovato qualcuno che ancora crede nei responsi. Oracolo! Chi sono? Oracolo, ma chi sono? Oracolo! Chi sono io? Eco! C'è l'eco! Cosa ti ha detto? Sei un busone! Hai sentito che c'è l'eco? L'abbiamo scoperto adesso grazie a te! Hai visto? Hai capito cosa c'era? L'eco! E quindi ti rispondeva, sei tu che rispondi a te stesso! Allora abbiamo risolto. Sì, conosci te stesso e il tuo passato, continuando sulle rotte dei popoli del mare.